Coach Schiavon, un 3-1 con cui si torna a Padova, però si lascia forse qualche rimpianto. Più di qualche rimpianto, perché avevamo la possibilità sia il primo sia il quarto set di portarli a casa, e però evidentemente Città di Castello ha qualcosa di più e nei momenti concitati di fine set è riuscita a giocare meglio di noi. E qua per vincere qua bisogna giocare non bene come abbiamo giocato oggi, ma giocare molto bene, quindi sì, un po' di rammarico sicuramente ci sta, perché almeno un punticino secondo me si poteva fare, anche perché per lunghi tratti abbiamo giocato bene, direi bene in attacco, anche in copertura, al solito un po' altalenanti, però ci stava di arrivare al quinto. Cosa le è piaciuto di più e cosa di meno della sua squadra oggi? Abbiamo sbagliato almeno secondo me 2 o 3 cose di tecnica elementare, non voglio qua parlare di chi l'ha fatte o meno, però almeno 2 situazioni per set, sto parlando di bugger di appoggio, di bugger di alzata su palle vaganti, potevamo e dovevamo secondo me fare meglio. O meglio ancora, non è la prima volta che ci capita, ma per vincere partite così quelle palle là dobbiamo gestirle meglio. Però è andata bene per esempio la copertura in attacco, in certi frangenti, in altri abbiamo avuto abbastanza pazienza per rigiocare, giocare e rigiocare, quindi alcune cose positive sulla qualità del gioco stanno emergendo e quindi questo ci fa ben sperare per il futuro. Sì, non è che il campionato finisce qui a Città di Castello, io credo che questa partita ci possa dare ulteriori iniezioni di fiducia per il proseguo del campionato.